buon viaggio a tutti, o no? Così è giusto, se no così non ci impegniamo. Stai sempre a campo, cambia sta vita. Mangia chiunque, vuoi vincerino per la pista, giusia. Tu soffrivi, tu muori, e chi toccava. Guaglione io l'ho incisa perché mi ricordava una persona che adesso non c'è più, che è Aurelio Fierro. Ciao Aurelio, come dire, Aurelio è una persona che ho avuto modo di conoscere e che è una persona solare, una persona... Io lo chiamo il cantante del sorriso, no? Perché Napoli si divide in due fasce, insomma i cantanti, quelli del sorriso, tipo Aurelio Fierro, il grandissimo Carosone, e poi invece ci sono quelli che interpretano la canzone un po' più, come dire, quasi interpretata in modo un po' triste, un po' piangendo quasi, no? Che appunto sono i grandissimi Mario Merola, Bruni e tanti altri. Per cui per fare un omaggio al grande Aurelio ora ho inciso Guaglione. Pure braccia di mamma, non conosceva vicino. Tutta verità, che mamma che può capire. E passa sopra sul balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci prima, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione, che mi sembrava ma più pallone. Che quando eri stellare, batte per tuo farine. Pure un braccio di mamma. Tutta verità, Sicuramente Guaglione è una canzone che mi ricorda tutte le feste che abbiamo trascorso con Aurelio Fierro, perché Aurelio era uno che festeggiava sempre il suo compleanno nella sua mitica taverna napoletana e che invitava sempre tutti gli artisti napoletani ed erano sempre veramente delle feste che ricordo con piacere, degli incontri che ricordo sempre con piacere con lui, con tutta la sua famiglia, con Marisa Fierro che saluto, con i figli Fabrizio, con Aurelio Junior, per cui insomma questi sono i ricordi. Quando poi tu approcci con la musica napoletana ci sono dei brani che senti di voler cantare. E Maruzzella è un brano che sento nelle mie corde, sento nelle mie vene e quindi per ricordare anche il grande Carosone io canto Maruzzella in modo veramente molto... La sento molto come canzone perché è un testo che secondo me ai giorni d'oggi un uomo non potrebbe mai dedicare una canzone così ad una donna perché purtroppo è tutto cambiato. Però lì viene fuori insomma la vena poetica del grande Carosone e appunto nei miei spettacoli dal vivo io faccio tantissimi omaggi a Carosone perché insomma è un artista al quale mi sono ispirata moltissimo. Infatti canto Torero, canto
altro fa l'americano, insomma mi diverto molto. Chi mi aiuta, se tu non vieni a m'aiutare, mi è venuta una voglia ardente di passare, e che per noi bella, e dammi sta bucchetta, che aveva appena il zucchero sopra. Lazzarella, lì ricordiamo il grandissimo Modugno che con la sua, insomma, ha scritto delle canzoni meravigliose, stupende, e quindi questo è un altro omaggio che faccio, ed è sempre così, insomma, è sempre molto sentita la canzone. New and Classic Collection. Perché New and Classic? Perché ci sono i nuovi classici e quelli, insomma, di un tempo. Sto portando avanti questo progetto dove faccio un viaggio nella musica di un tempo e quella di oggi, i nuovi classici con gli arrangiamenti di Gigi De Rienzo, per cui insomma anche i classici di una volta ma rivisitati. Termina questa prima serata dedicata alla crociera della musica napoletana e nell'attesa degli altri eventi che vedranno protagonisti altre due grandi voci del patrimonio musicale partenopeo, la vacanza continua. È un programma in collaborazione con che sia l'ombra scognizzi, casa balla tutto pizzo, troviamo un pizzo in pizzo, che fanno due carizzi, strette mani vase e frizzi. Aiutaci a portare in giro per il mondo la canzone classica napoletana. Dal 10 al 17 ottobre, sulla magnifica La Nuovissima Miraglia della MSC Crociere, in compagnia di tanti bravi artisti e relatori, ti porteremo nelle più belle città del Mediterraneo. Venezia, Istanbul, Dubrovnik, sono questi i porti più importanti che toccheremo. Diventa anche tu un testimonial della nostra grande tradizione e della nostra bella città. Marsa bi maa ko moom, yëf yi maa ko moom, coow li maa ko moom.